Quello lì dello strappino non molto impegnativo che diceva Matteo. Siamo nel gruppo del Catinaccio e abbiamo raggiunto Pian de Pecei, che è il punto di partenza del trekking di oggi, attraverso gli impianti di risalita da Pera di Fassa. Le prime indicazioni da seguire sono per il rifugio Gardeccia, attraverso il comodo e boschivo Sentiero delle Leggende. Andremo fino al Passo di Principe, poi eventualmente al Passo d'Antermoia e poi lì decideremo se scendere fino al lago d'Antermoia e quindi concludere il giro a Pera di Fassa attraverso la Val Udai. In 30 minuti dal punto di partenza arriviamo ai rifugi Stella Alpina e Gardeccia. Da lì imbocchiamo il segnalvia 546 in direzione rifugi Preuss e Violet. È una larga mulattiera, solamente più ripida della precedente. Tiracchia. In un'ora e 15 dal punto di partenza di Pian de Pecei raggiungiamo a quota 2243 metri i rifugi Preuss e Violet. Oltre a proseguire si prospetta l'interessante possibilità di salire al rifugio Re Alberto I alle Torri del Violet, sentiero che si trova alle mie spalle. Un sentiero classificato per escursionisti esperti e che noi abbiamo già intrapreso ad inizio estate, davvero emozionante, e vi rimando alla playlist del 2025. Imbocchiamo quindi il segnalvia 584
in direzione del Passo Principe. È un sentiero sempre piacevole, senza mai strappi decisivi. Costeggia la Valle del Violet con il Catinaccio d'Antermoia protagonista. Questa è la parentesi Giorgia. Quello lì dello strappino non molto impegnativo che diceva Matteo. Non direi che sei stanca? È salito da là. È ancora lunga la salita comunque. Sì. Noi siamo ancora a metà. In circa 40-45 minuti raggiungiamo il Passo Principe e l'omonimo rifugio, quota 2601 metri, posizionato sotto il Catinaccio d'Antermoia, al confine tra il Sud Tirolo e il Trentino. Ora ci aspetta il tratto più impegnativo dell'intero trekking, quello che sale al Passo d'Antermoia. Ci lasciamo quindi il rifugio Passo Principe alle nostre spalle, dove sono presenti i lavori di riqualificazione, e ci dirigiamo verso il Passo d'Antermoia. Ripidina, Dai, non batte la fiacca. In circa 30 minuti dal rifugio Passo Principe raggiungiamo il Passo d'Antermoia, a quota 2770 metri, che possiamo identificare come il punto più alto dell'intera escursione e nonché la fine della prima parte. Ora infatti scenderemo attraverso il vallone d'Antermoia all'omonimo lago,
per poi fare ritorno a Piera di Fassa attraverso la Val Udai. La seconda parte del 584 che scende al lago d'Antermoia è un sentiero che si sviluppa attraverso chegni rocciosi e che sembra di essere in un ambiente lunare, ripido e in parte tecnico. Non presenta comunque difficoltà se non di livello escursionistico. In 3 ore e 30 dal punto di partenza raggiungiamo il lago Antermoia, che nella tradizione latina vuole fosse il nome della ninfa che abitava queste acque. Particolarità di questo lago alpino è che non si prosciuga mai, infatti nel periodo del disgelo rimane continuamente alimentato da sorgenti sotterranee. A rifugio Antermoia seguiamo le indicazioni per il numero 580 in direzione Val Udai. Sentiero largo e ben battuto. Ed una super panoramica sul Sassolungo, sul gruppo del Sella e anche su Punta Pegna.
davvero spettacolare. Giunti in località Camerloi, seguiamo le indicazioni per Mazzin e Ruf de Udai, segna via 580, inoltrandoci nei verdi prati della Val Udai. Sentiero molto ripido, tecnico ed avventuroso. Ultimo cambio di sentiero, imbocchiamo il 579 in direzione Pera. Non pensavo così impegnativa la discesa alla Val Udai. Sì. Buonasera signore pecore, anch'io mi sento una pecorella smarrita dopo una discesa del genere. Stiamo per concludere questo bellissimo trekking in circa 6 ore e 30 di cammino, pause escluse, quasi 1000 metri di dislivello positivo, ma ben 1400 metri di dislivello negativo, almeno secondo i miei calcoli, indicato ad escursionisti ben allenati e quindi esperti, soprattutto per quanto riguarda lunghezza e dislivello. La salita fino ai rifugi Preuss e Violet si può considerare di livello turistico, sovraffollata. Dai rifugi Preuss e Violet fino al Passo Principe diventa un escursionistico che non presenta comunque difficoltà. Dal Passo Principe al Passo d'Antermoia e fino al Vallone d'Antermoia, quindi al lago d'Antermoia, è già più impegnativo, diventa già un sentiero più tecnico sia nella fase di salita e di discesa. Poi la discesa, quella che attraversa la Val Udai e fino a Pera, non pensavo, ma è veramente distruttiva. Quindi sorpresa.